è stata in grado di produrre anche la cultura catto-progressista. Tre madri di Fabrizio De André, non so se le abbiamo già in pista in regia, possiamo ascoltare questo brano dedicato sostanzialmente al Venerdì Santo, no? Tre madri di Fabrizio De André, la buona novella 1970. Si parla dei tre crocifissi, naturalmente Gesù Cristo in primo luogo, ma anche i due ladroni. I tre condannati vengono crocifissi e le loro rispettive tre madri stanno appunto adagiate sotto la croce, le croci per confortarli. Tutti spariscono dalla scena, rimangono solo queste tre madri che dicono ciascuna la loro sostanzialmente. Qualcuno se la ricorderà tra i più antichi all'ascolto. 1970, Fabrizio De André, La buona novella. Tre madri, Fabrizio De André. Dal mio personalissimo punto di vista, la dimostrazione di quanti guasti, danni possa produrre il cattocomunismo, però è un'opinione personale. A qualcuno sarà anche piaciuta, è piaciuta sicuramente nel corso degli anni, dei decenni, questa canzone, no? Perché poi oltretutto c'è una bella patina sopra di intellettualismo. Come riscrive? Non è che debba per forza credere, naturalmente, è ovvio, uno può essere non credente, ateo, eccetera. Però quella roba lì esiste da 2000 e passa anni. Che tu sia un intellettuale, un cattocomunista, tutto quello che vuoi, ma riscrivere, diciamo, la storia della passione del Vangelo in questo modo osceno, secondo me, anche no. Ciascuno poi ci troverà degli spunti meravigliosi, l'umanità delle madri e via dicendo. Per me invece è una cosa di una volgarità e di una oscenità intellettuale ripugnante, questa di Fabrizio De André. In ogni caso, ci rifacciamo perché adesso ascoltiamo, ma qui ci rifacciamo al calendario di oggi. Sentite un po' che belle scoperte ci può portare a fare il calendario musicale. 29 marzo 1616
Nasceva nella libera città imperiale di Norimberga, in quel del Sacro Romano Impero, oggi Repubblica Federale Tedesca, Johann Erasmus Kindermann, di cui ascoltiamo qui brevemente, perché c'è tanta roba da ascoltare, poco tempo, una sonata per violino in re minore. Kindermann, con la K, come l'uovo Kinder. Personalissima opinione, un Kinderman vale 18 De André e costui è uno sconosciuto, naturalmente un minore, un minorissimo della musica, scusate il superlativo sbagliato, ma comunque un minorissimo della storia della musica, Johann Erasmus Kinderman. Adesso facciamo un'altra scoperta, perché il 29 marzo, oggi, del 1752, vedeva la luce in quel di Landerfell, Galles, Edward Jones, arpista e compositore gallese, giusto appunto, del quale qui ascoltiamo un microcosm concerto in si bemolle maggiore sulla scorta di Georg Friedrich Händel, all'arpa due interpreti italiani, Mara Galassi e Giovanni Togni. Edward Jones, arpista, compositore gallese, 29 marzo 1752. E allora abbiamo conosciuto anche Edward Jones. Facciamo un'altra scoperta. 29 marzo 1902. William Walton, compositore britannico, nasce a Oldham, Lancashire, Inghilterra, morirà nel 1983. Fece anche musica per opere cinematografiche come un famoso film del 44 dedicato a Enrico V e questo brano ce lo ascoltiamo proprio dalla colonna sonora di quel film del lontano 1944. William Walton, 29 marzo 1902.
Ma di William Walton possiamo anche ascoltarci una delle 5 bagatelle, in questo caso la seconda, un bel lento, che contribuisce anche lui a sostanziare la nostra colonna sonora per il Venerdì Santo. Una colonna sonora di scoperte musicali segnate dal calendario di oggi. William Walton, 5 bagatelle, la seconda, un lento. Alla chitarra Ana Vidovic, che nel lontano 98 vinceva il premio Tarrega per la miglior chitarrista e non è che l'abbia vinto per sbaglio, diciamo così come abbiamo potuto apprezzare. 29 marzo, sempre oggi, del 1906, nasceva un altro musicista, anche lui britannico, in questo caso a West Cliff-on-Sea in Inghilterra, nasceva Edward George Power Biggs, organista, compositore inglese, di cui ascoltiamo qui una interpretazione di un brano che perfino fa vergogna annunciare, da tanto è famoso, la toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach. 29 marzo 1906, Edward George Power Biggs. Beh, fa sempre il suo grande effetto la toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach, Edward George Power Biggs. Ma il 29 marzo del 1803 non nasceva, purtroppo moriva, Gottfried van Swieten. Chi è? Un compositore olandese, nacque nel 1733, che si diede da fare anche a comporre Le Stagioni, un oratorio in 4 parti per soli, coro e orchestra, musicato da Franz Joseph Haydn. Qui ascoltiamo un passaggio, anzi una parte di questo oratorio intitolata Welche Labung für die Sinne. Scusate il mio orrendo tedesco, tradotto significa quale ristoro per i sensi tra i quali l'udito, quindi ce lo ascoltiamo.
E insomma, anche Gottfried van Swieten ha lasciato la sua traccia nella storia, non solo musicale, qui mettendo mano all'oratorio Le stagioni di Jahreszeiten con Franz Joseph Haydn. 29 marzo 1888, e qui facciamo una scoperta veramente valida, per chi non lo conoscesse già naturalmente, molti lo conosceranno, Charles Valentin Alcan, pianista e compositore francese, da non confondersi con Elkan, Alcan, attenzione perché Elkan siamo tutti da un'altra parte e in lombardo significa anche qualcosa di diverso rispetto a quello che comunemente viene recepito e accettato. In ogni caso, 29 marzo 1888, proprio oggi, muore Charles Valentin Alcan, pianista e compositore francese, a 74 anni muore. Compose anche 25 preludi in tutti i toni musicali maggiori e minori. Qui ascoltiamo il numero 12, ve lo faccio in italiano perché in francese sarebbe orrenda la mia pronuncia, Il tempo che non c'è più. Cercateli i 25 preludi in tutti i toni, maggiori e minori, di Charles Valentin Alcan, sono una scoperta meravigliosa, ve lo garantisco. Charles Valentin Alcan scrisse anche una stupenda barcarola, questa che ascoltiamo è l'opera 65, numero 6, e poi chiuderemo con un esquisse, dagli esquisse, plurale, schizzi, noi ci ascolteremo dagli esquisse, l'opera 63, libro 1, numero 11, I sospiri, sarà l'ultimo brano che ascoltiamo, quindi prima la barcarola però, la barcarola opera 65, numero 6, Charles Valentin Alcan. Il tempo è tiranno, ci rimane solo pochissimo spazio temporale per ascoltare anche dagli Esquisse i sospiri, con i quali vi lascio oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin. Ringrazio Davide in regia, che è stato stamattina fenomenale per accompagnarci fino a qui, e Charles Valentin Alcan dagli Esquisse, appunto, opera 63, libro 1, numero 11, per essere molto precisi, i sospiri. Buona Pasqua a tutti e contro tutti gli infami che vogliono la guerra. Linea. Ah, mi dimenticavo di dirvi che Pierluigi Pellegrini avrà una sorpresa straordinaria, rimanete all'ascolto. Avete ascoltato Filo Diretto,